Buongiorno e benvenuti a 7 in punto. Buongiorno al nostro primo ospite Federico Vantini della direzione nazionale del Partito Democratico, ma molto noto perché sindaco di San Giovanni Lupatoto. Con lei vogliamo, nel Veronese, con lei vogliamo affrontare vogliamo capire cosa sta succedendo nel Partito Democratico, visto che è della direzione nazionale, anche alla luce di due testi importantissimi che aspettano il Veneto, in primis le regionali, ma c'è anche una piazza importante come Venezia che è da 20 anni a guida di centro-sinistra, che ritengo voi vogliate conservare, soprattutto dopo la bufera che l'ha coinvolta. Direzione nazionale del Partito Democratico, lei sindaco, renziano della prima ora, Matteo Renzi anche lui sindaco. Abbiamo visto la direzione nazionale di qualche giorno fa in cui la vecchia guardia è stata messa nei propri spazi, quindi ce la state facendo? Ma cosa sta facendo il Partito Democratico? Sta discutendo, ed è una cosa nobilissima all'interno di un partito. E la cosa potrebbe diventare ancora più nobile se si capisse che a un certo momento nella discussione c'è un sistema democratico dove dice chi ha vinto un congresso, chi tiene una linea, ed è forse quello che è mancato in questi anni al Partito Democratico, dalla sua nascita in poi, quella di fare un congresso vero, di viverlo, di trovarne una maggioranza e una minoranza, che all'interno di un partito restano sempre comunque un processo costruttivo e sano, e di portarle poi fuori ai cittadini, perché alla fine il patto non è tra Matteo Renzi, Bersani o D'Alema, piuttosto che Civati o chi volete. Il patto è tra Partito Democratico e i cittadini. Quanto i sindaci possono essere più consapevoli di questo, quanto l'esperienza di Renzi come la sua in quanto sindaco, in quanto amministratore del territorio, magari esperienze che non hanno fatto gli altri componenti della dirigenza del Partito Democratico, può essere motivo anche di non comprensione di questa necessità impellente? Io penso che nel 2014 più che mai sia un punto chiave. Io ritengo anche che la politica, fare carriera politica non sia un male, cioè è come l'abbiamo costruito noi in Italia che è diventato un male, perché diventava poi le radici di una sedia. Invece la carriera politica, se è fatta per merito e crescente, cioè la chiamo verticale, va bene, quindi se tu parti da un territorio, ti fai la gavetta come sindaco, capisci quali sono le esigenze, soprattutto in questo momento di crisi, e poi scali le vette della politica, quando arrivi ad essere al vertice hai una sensibilità forte di un percorso fatto che ti fa essere più presente, più diretto anche nelle risposte che devi dare. La politica ha fallito quando a tutti i livelli la carriera è stata orizzontale, cioè di gente che ha fatto il consigliere comunale per 30 anni, di gente che ha fatto il parlamentare per 30 anni e che non ha mai mosso che è rimasto sempre la su propria quella posizione, poltrona. e questo non fa bene, serve una forma di dinamismo, e qui potremmo entrare nel sistema Italia di quello che è questo immobilismo che ha congelato il nostro paese. È un immobilismo che è dettato dagli interessi o è un immobilismo dettato anche da un sistema elettorale che poi alla fine non permette agli elettori, che sono i cittadini, sono il territorio, di effettivamente esprimere la chiamata diretta dei propri rappresentanti, perché il sindaco sì è una chiamata diretta, già il consigliere comunale è già comunque espressione di una lista che può essere decisa dalle segreterie, cioè lei nella direzione nazionale state sradicando questo meccanismo, voi avete introdotto le primarie, no? Sì. Prima di altre compagini politiche. È un bel tema quello delle preferenze e anche quello di ciò che rende immobile il nostro paese. Io penso che ci siano due sfere, una di un immobilismo dovuto a un nostro aspetto culturale, soprattutto quando dobbiamo confrontarci con il cambiamento. Lo ricordo a quando Bersani era ministro del governo Prodi, che aveva fatto queste riforme per le liberalizzazioni,
e abbiamo visto che in realtà poi alla fine si è rimasti un po' al palo su queste cose. Anche se lui ha dichiarato proprio che insomma è il massimo del riformismo, visto che ha fatto le liberalizzazioni. Ecco, ed è un dato interessante, perché alla fine se noi guardiamo, seppur zoppe, cioè oggi portiamo avanti come una delle migliori riforme proprio quelle di Bersani, e quindi l'Italia è un paese che si vanta di una riforma zoppa, figuriamoci cos'erano quelle di prima. Ma dentro in questo contesto invece, ti dicevo dal punto di vista proprio culturale, cito sempre un sociologo inglese che dice che aveva vissuto qualche anno qui in Italia da noi, c'era un opuscolo sul Corriere della Sera di qualche anno fa, lui aveva vissuto 6-7 anni e poi quando fa la relazione della nostra società dice: voi italiani siete il popolo che ho vissuto, che più di tutti ho sentito e ho percepito questa voglia di cambiamento. Però era quasi sempre quella degli altri. Cioè noi pretendiamo e predichiamo il cambiamento, il rinnovamento, però automaticamente quando questo cambiamento entra dalla porticina del nostro orto lo mandiamo fuori e diciamo no, sono quelli là che devono cambiare per primi. Allora oggi se vogliamo dare una struttura piramidale a questo cambiamento è sicuramente la politica, che è il motore, il cuore del cambiamento, e quindi da qua bisogna partire con un forte rinnovamento politico e culturale. Però dobbiamo pensare che il nostro paese è un paese che va rivoluzionato culturalmente dalla A alla Z, quindi prima o poi tocca a tutti. Lei parla di questa rivoluzione, ieri c'è stato proprio il confronto, no, tra Matteo Renzi e i sindacati sulla questione dell'articolo 18, che per molti è una questione di lana caprina e probabilmente è una questione, effettivamente l'articolo 18 si può dire che ne pensi il segretario della CGIL e altri rappresentanti sindacali, che è una questione che poi sì, magari banalizzo, tocca veramente pochi lavoratori. Renzi ha detto: io sto con le persone, l'Italia, gli italiani vogliono l'abolizione dell'articolo 18, forse agli italiani neanche interessa questo articolo 18. Quanto appunto questo incontro è stato un passaggio proprio per demolire questo conservatorismo culturale? Non le sembra che appunto, secondo lei, gli italiani sono con Renzi o sono con gli interessi difesi dalla CGIL? L'articolo 18 ha realmente un valore o diventa una battaglia ideologica? Ma non è questione di dire se gli italiani sono con Renzi piuttosto che con qualche altro politico, è questione di dire che gli italiani sono a favore di rimettere in piedi un paese da un punto di vista economico. Quindi vogliono cambiare. E quindi vogliono cambiare. Di conseguenza Matteo in questo momento è un riferimento in un processo di cambiamento. Qualcuno lo attacca perché dice predica molto e poi si razzola poco. Sì, non si riescono magari a percepire con immediatezza i cambiamenti, ad esempio, non so, ecco, gli 80 euro in busta paga è stato un atto visibile, sì. Il TFR che dal 2015 potrebbe essere in busta paga, potrebbe essere un altro atto visibile. Sì, sull'articolo 18 invece penso che sia un messaggio chiaro di andare a sradicare alcune ideologie che hanno poi appunto immobilizzato il nostro paese, perché non penso che con l'articolo 18 si metta in mano. Il problema è che si crei occupazione, noi abbiamo proprio culturalmente, vedete quanto ha bisogno il nostro paese di essere rovesciato da questo punto di vista. Abbiamo creato un sistema dove anche la stessa politica ha fallito, prendendo le parti solo di una parte di società. Una parte difendeva un certo tipo di classe sociale, una parte politica difendeva un'altra parte, e anche il PD ha fallito in questo. Perché oggi il PD va al 40%? Perché stiamo parlando a tutti, non è che abbiamo deciso di parlare agli imprenditori, non ci siamo dimenticati o solo agli operai, degli come operai, era una volta o solo agli operai e non agli imprenditori. Se un partito vuole essere un partito di governo, parla a tutti in maniera trasversale, cercando di capire, secondo un'ideologia e una politica economica sana, come può fare a ripartire un paese. Ad oggi in primis, e guardiamo il Veneto, dove il tessuto socio-economico è fatto di piccola e media impresa, partite IVA, liberi professionisti, cose di cui non ha mai parlato nessuno. Sì, io oltre a fare il sindaco faccio anche l'architetto, quindi sono un libero professionista, so benissimo cosa vuol dire. L'articolo 18 la difesa di questo baluardo solo per un certo tipo di dipendenti, di strutture, mega aziende, mega industrie, però il mondo è fatto, e sempre più il mondo dei giovani è fatto di liberi professionisti, perché è difficile essere assunti. E sto qui a dire che c'è un equilibrio vero. Io a volte un pochino anch'io alzo il tiro sui sindacati quando
sostituiscono la tutela con il privilegio. Sì. Quando mi pongono delle questioni vere, sono il primo a recriminare insieme con loro un certo tipo di operatività imprenditoriale e vorrei spiegarla. Allora, noi ci troviamo davanti a un tessuto socio-economico sulla piccola e media impresa come quello del Veneto, dove l'articolo 18 è un'ideologia. Non esiste un imprenditore che caccia un suo lavoratore perché non solo lo conosce e sa che lavora bene, ma probabilmente il padre dell'imprenditore dava lavoro al padre dell'operaio. Meno 15 dipendenti, il 90%. Poi c'è la discriminazione tra... Quindi in questo caso qui la politica deve dare una risposta concreta a quel tessuto socio-economico che vuole ancora investire. E qui si apre il tema della mia battaglia sulle certezze, ma questo poi magari ne discutiamo dopo. Certo. Dall'altra parte i sindacati non hanno anche una verità in quello che dicono, solo che l'hanno costruita male. Sì, e poi si sono arroccati su posizioni poco inclini al dialogo. Assolutamente, perché io in 20 anni che faccio politica, che mi piace la politica in maniera attiva, la faccio da una decina, non ho mai sentito una volta dire ai sindacati sì, va bene. Appunto. Però non solo la CGIL. Detto questo, dov'è che possono trovare una forma di ragione? Quando noi politica abbiamo dimostrato di non essere stati in grado di aiutare gli investimenti delle grandi aziende italiane in maniera concreta. Allora hanno ragione in quel caso lì, perché se la Fiat fa automobili non può differenziare gli investimenti in altri settori e dimenticarsi degli operai perché non è più in grado di produrre modelli competitivi nel sistema del mercato automobilistico. Certo. E lì la politica dov'era? Doveva prendere i vertici della Fiat e dire signori, voi fate automobili e continuate a fare automobili. Poi ci troviamo a distanza di 10 anni. Poi la Fiat è un po' un caso a sé stante perché insomma è sempre stata aiutata, no, dallo Stato. Per cui, sì, ecco, aiutata, ma non nell'indirizzo delle finalità per assistenziale. No, lei produceva automobili, è stata aiutata perché ha deciso di andare nel settore dell'abbigliamento, nel settore del turismo. E poi c'è anche un dato anagrafico, che noi finché, con tutto il rispetto, avevamo l'ottagionario Romiti alla guida della Fiat, accompagnato dal buon Agnelli, dall'altra parte, ad esempio, il gruppo Volkswagen metteva un cinquantenne a coordinare Siamo anche in ritardo nel... Quindi mi capite che insomma gli investimenti che può vedere uno che ha la soglia dei 90 anni possono avere un profilo diverso, però detto questo è fisiologico, capisco non è che allora questione... i sindacati su quel punto lì possono recriminare, ma questo è un punto. Poi di fondo l'Italia non è solo quel sistema lì, ci sono molti imprenditori che ci mettono la vita oggi sulle proprie aziende e il sindaco questo lo provi, perché io lo cito spesso. Nel dicembre del 2013 al martedì viene un operaio di un'azienda a dirmi: mi stanno lasciando a casa, sindaco, io non sono mica l'ufficio collocamento, però me ne faccio carico, perché oggi i sindaci sulle scrivanie rispetto a 10 anni fa hanno tutti i loro dossier classici e poi hanno un dossier in più che è quello dei curriculum che arrivano quotidianamente. La cosa strana è che il giovedì, a insaputa del dipendente, viene l'imprenditore e mi dice: sindaco, io chiudo, ho 10-12 ragazzi con me, non so cosa fare, non ho più commesse, non ho debiti, il capannone, l'azienda, le banche, e io alle risposte che ho dovuto dare all'operaio, al suo operaio, le ho date anche all'imprenditore, che sono quelle. E chi ci pensa a questo qua? Sì. Quindi oggi dobbiamo far ripartire l'Italia tentando di dare delle certezze, e se vogliamo entrare in quel tema lì, per chi vuole investire, per chi ci crede ancora. Anche perché adesso io non voglio fare la parte dell'antisindacalista tout court, però magari per il lavoratore esistono degli ammortizzatori sociali, per gli imprenditori, dico quelli che seriamente si trovano a chiudere, però anche i liberi professionisti, le partite IVA, ammortizzatori sociali non ce ne sono. Non ci sono ed è un punto chiaro. Allora una regione come la nostra, come il Veneto, deve sapere dare delle risposte concrete e il PD deve capire anche questi meccanismi. Anche che ci sono delle differenze territoriali, questo è chiaro? Ma assolutamente, io penso, ma no, qui non metto il fazzoletto verde nella tasca, ma lo dico con... Veneto regione a statuto speciale, quantomeno dovrebbe essere. No, allora, ecco dove mancano. Entriamo sempre nel tema delle certezze e quindi non è una questione di guardare tanto a sud. Io da Verona guardo a nord e guardo che un'azienda che investe sul mio territorio fa 50 km, non 5.000 o 500, fa 50, va nella provincia
nella regione a statuto speciale, comunque nella provincia autonoma di Trento, e ha già un'agevolazione fiscale diversa. E questo è pesante. In un sistema dove oggi si sta cercando una comparazione della competitività per dare motore lo stiamo facendo come Italia nei confronti dell'Europa, figuriamoci se poi addirittura questa discriminazione ce l'abbiamo a livelli regionali all'interno del nostro Stato. Allora, visto che appunto il Veneto è schiacciato tra due regioni a statuto speciale, eliminare le regioni a statuto speciale in Italia? Sì, dobbiamo capire dove vogliamo andare, perché o le facciamo tutte a statuto speciale o ci diciamo che l'Italia è una nazione e come tale deve sapersi comportare. Entriamo nel merito del Veneto, no? Abbiamo detto due consultazioni importanti, regionali e Venezia, mentre per Venezia, perché insomma si parla di primarie inevitabilmente, forse perché non è stato ancora identificato un candidato unico e visto che magari anche discutono nel Partito Democratico. Su Venezia questo. Sì, veneziano, perché insomma per vari motivi che non stiamo ad approfondire, invece sembra che ci sia l'unità quasi sul Alessandra Moretti come candidata, al punto che non si dovrebbero fare le primarie per le regionali. Allora le chiedo, Alessandra Moretti è il candidato del Partito Democratico, le primarie è proprio un'idea che state mettendo da parte, e perché non fare le primarie se c'è un candidato forte? So che lei è a favore delle primarie, sì. Però nel caso della Moretti lei ha detto se è un candidato forte, almeno mi pare una dichiarazione del genere, possiamo... No, non è proprio così. Allora, sono assolutamente a favore delle primarie, ma non è che sia a favore delle primarie, io sono a favore delle regole e torno sempre... Ecco appunto, allora, perché il PD ha sempre avuto le primarie nel caso adesso del meccanismo delle certezze. A Presidente della Regione... Si salterebbe visto che è stato identificato la Moretti. Chiedo, se è stato identificata la Moretti? Io dico questo, allora, proprio per una questione di regole e di logica. Certo. Ci sono delle regole all'interno del partito, queste prevedono le primarie per l'individuazione di un candidato, in questo caso la Presidenza della Regione. Nel momento in cui, a priori, di Alessandra, ci sono più di un candidato, le regole sono queste, si fanno le primarie. Fatte bene, ognuno si spende per il proprio candidato, chi vince poi detta la linea, gli altri mi auguro che non escano perché delusi dalle sconfitte, ma si stringano la mano, si corre tutti insieme per cercare di portare a casa il Veneto, in un sistema democratico corretto. Ho detto non in funzione di Alessandra, che secondo me ha fatto una partita straordinaria alle europee e oggi potrebbe essere quella che trova sintesi all'interno del partito. Ma nel momento in cui c'è un candidato solo, non capisco quale sia il motivo di fargli fare le primarie, perché quindi non riesco a capire chi vota, cosa vota. Poi vuol dire che quindi c'è un solo candidato in questo momento? No, da oggi sembra che ci sia la velleità di più di un candidato, quindi se c'è anche Alessandra e gli altri candidati decidono di dare la loro disponibilità, c'è il bellissimo strumento, c'è un gioco bellissimo, sono le primarie, che siano in 10, che siano in 100, 50, che siano in 1 milione, mi auguro 1 milione. No, primarie se uno, perché sarebbe un esercizio è contro la logica, no? Sarebbe, insomma, perché comunque poi dobbiamo sempre dire anche, in questo caso ai Veneti, ma nel meccanismo comunque nazionale, che ogni tornata elettorale, siano primarie, siano preferenze, siano campagne elettorali, comunque dei costicini ci sono, quindi se si possono evitare perché un partito si mette d'accordo, meglio. C'è una possibilità, secondo lei, visto anche gli ottimi risultati avuti alle europee, che la Regione possa tornare a guida di sinistra? Cioè, avete una percezione, anche se appunto leggevo nei giornali, che siete avanti rispetto a un avversario come Zaia, che insomma ha anche 5 anni di radicamento nel territorio? Certo, c'è un PD, allora, mi piace sempre guardare prima in casa mia. Prima di guardare in casa sua, guardiamo un paio di spot pubblicitari, torniamo subito dopo la pubblicità. Prenderò spunto.
Siamo tornati in studio con noi Federico Vantini della direzione nazionale del Partito Democratico, volto giovane, nuovo della prima guardia renziana, nonché però non nuovo alla politica perché sindaco di San Giovanni Lupatoto nel Veronese. Io le stavo chiedendo proprio questo, se questa può essere, visto che si parlava di candidato alle regionali dell'aprile 2000, della primavera 2015, se il centro-sinistra questa volta ce la può fare a strappare la regione al centrodestra, visto che il candidato del centrodestra è Zaia, molto radicato nel territorio, oltre ad avere 5 anni di politica, di gestione, di governo del Veneto. Ma, devo dire che il PD rispetto a qualche anno fa sicuramente è cambiato, il processo di cambiamento dello stesso PD è ancora in atto e c'è anche tanto lavoro da fare. È logico che ogni tornata elettorale è un'opportunità per esprimere e per vedere anche i risultati di un lavoro rispetto a... Io oggi non ho la verità in tasca, quindi non so dire dove possiamo andare, sicuramente abbiamo, le citavamo prima, dei fior di candidati che possono esprimersi e penso che rispetto a qualche anno fa, insomma, una presa di posizione del partito anche dopo l'avventura delle europee sia cresciuta in maniera evidente. Poi da lì a vincere i percorsi sono sempre comunque molto complessi. Ci stiamo lavorando, insomma l'impegno è quello di scardinare un sistema. Devo dire che dopo, guardando anche in casa degli altri, ecco, insomma, appunto, un avversario che vi spaventa, un avversario che magari è molto radicato nel territorio come immagine, ma... No, noi non è che spaventi l'avversario, noi spaventa che ci sono dei problemi concreti. Ci spaventano quelli, ci spaventa che abbiamo visto che a volte c'è una trasversalità in un certo tipo di politica che va oltre il nostro pensiero. E abbiamo visto, c'è anche una trasversalità nella corruzione comunque. Abbiamo visto ieri che cosa è successo appunto, ancora a Venezia. Che poi insomma è un vaso di Pandora che ogni paio di mesi ci riserva qualche sorpresa, credo che le sorprese non siano ancora finite, almeno... No, è che oggi la politica veneta è un po' come i boschi di Dobbiaco dopo che ha piovuto, no? Vengono fuori i funghi e giorno dopo giorno ne sbocciano di nuovi, ed è questo che è un po' un problema, perché questo porterà secondo lei della disaffezione dei veneti al voto? C'è questo rischio che alle regionali ci sia disaffezione? No, io penso che ci sia, se c'è una proposta vera, concreta, onesta, che ha voglia di prendere in mano la baracca, come si dice, e che capisce che la politica non è un ticket per migliorare la propria vita, la politica è l'opportunità che hai per dare un po' di benessere alla gente, cioè per migliorare il mondo in cui vive la gente. Difficile pensarlo per alcune figure, per carità, la presunzione di innocenza vale per tutti, per alcune figure che poi si scopre che dovevano occuparsi della gente, in realtà si è occupata anche di arricchirsi oltre misura, perché alle volte abbiamo assistito ad un'ingordigia quasi stucchevole. È riconducibile all'inizio della trasmissione, quando le dicevo che la politica fallisce la carriera politica fallisce quando è orizzontale, perché nel momento in cui è orizzontale sei radicato dentro un sistema al quale poi tu non hai più la capacità di vedere oltre e ti adegui in quel sistema lì, anzi ne prendi addirittura... diventa una metamorfosi del soggetto in quel sistema lì, e anche se ci resti radicato troppo, anche il puro rischia poi di contaminarsi. E quindi è un bene cercare che la politica riesca a generare carriere verticali, in maniera tale che ci sia dinamismo nei meccanismi. E dinamismo anche di responsabilità, perché se tu cambi il tuo luogo lo porto sempre nell'esempio di governo, devi rimetterti in gioco, che invece rimani radicato dove guardiamo vivi a livello di nazionale. Noi dalla Prima Repubblica in poi noi non abbiamo mai cambiato l'indirizzo politico della nostra nazione per una forte controproposta politica, sempre con l'intervento della magistratura. È un messaggio chiaro che dobbiamo porci noi italiani, la classe politica, ma anche il sistema italiano, perché i politici nascono
dalla nostra società, non vengono da... Quanto la crisi economica può essere un buon candeggiante per la politica e anche per i cittadini? Sarò molto più esplicita. Il fatto che voi giovani politici, no, viviate le difficoltà come sindaci, insomma, che non ci sia poi tanto più da scialare come una volta, necessariamente se vuoi fare politica lo devi fare per passione e per interesse. Fare il sindaco è un gran volontariato. No, ma dico, voglio dire, se sei abituati a guadagnare poco, come ormai tutti siamo abituati, non ti viene neanche più, non ti può venire in mente di rubare alla grande. Quindi quanto questo può essere utile, può essere un candeggiante per la politica? In primis non è poi la questione del rubare, è la questione che è... E qui allora lo dico, nel sistema delle certezze, dico che l'Italia, se cominciasse a costruire un paese fatto sulle certezze, probabilmente avremo anche un comandamento non solo cristiano. No, per carità, non rubare, benissimo, rubi, ok, però c'è certezza del diritto e certezza della pena. Se hai rubato paghi e vai e ti metti, prendi la tua punizione e te ne vai. Fine, finito il gioco, in modo tale. E non è che se hai rubato legittimi anche l'altro a rubare, perché tanto comunque non succede nulla. Perché questo ha immobilizzato il nostro paese, a discapito magari anche della brava gente che ha cercato di impegnarsi, ha cercato di metterci la faccia per un progetto, per degli ideali veri. E l'altro aspetto era quello invece legato a come noi possiamo uscire da questo sistema, cioè da questa credibilità qui. Allora non c'è più oggi, cosa fa la crisi? Non dice più ha azzerato le ideologie. Prima c'era una linea orizzontale che andava dall'estrema destra all'estrema sinistra. I 60 milioni di italiani lì dentro si collocavano, chi più qua, chi più là. La crisi cosa ha fatto? L'ha messa verticale, dove le criticità partono dal territorio e poi vanno fino al sistema di governo. Allora se alcune riforme sono state fatte in una spending review assurda, che è quella ad esempio della riduzione del numero degli assessori nei comuni, assurdo, cioè assessori che impegnati 24 ore su 24 prendono 500 euro al mese e hanno una città di 25.000 abitanti da mandare avanti. E poi non puoi andare a parlare però di riforma delle pensioni da senatore quando prendi 8.000 euro netti al mese, magari di indennità perché hai fatto la carica 3 anni piuttosto che... Queste sono riforme del governo Monti e del governo Letta? Sì, sono riforme che vengono da quella storia lì. Centro-sinistra. Sì, no, ma sostegno, in quel caso lì sostegno, ma vedi, cioè, non mi metto davanti, difficilmente mi sentite dire è colpa di, è colpa di. Io voglio arrivare a fare un dibattito politico dove negli ultimi 30 anni abbiamo abituato gli italiani a mettere è colpa tua, è colpa mia, a litigare. Io voglio andare a litigare, è merito mio piuttosto che sia merito tuo. Voglio litigare sui meriti e non sulle colpe. E siamo arrivati ad un punto in cui lei vede per il nostro paese, perché tornando a Matteo Renzi, no? La ripresa 6 mesi fa la dava più a breve, in termini più alti, adesso ha già fatto un passo indietro, ci vorrà un anno in più, il PIL non sarà... Ecco, è che forse anche questo un po' poi inizia a demoralizzare, a temere che Renzi, che è stato da tutti visto un po' come il salvatore, da chi ideologicamente o non ideologicamente aderiva ad una fazione politica, oggi magari sì, si è un po' raffreddato questo entusiasmo? Ma lui è ancora la nostra locomotiva. Devo dire che l'impeto e la forza che ha di trainare la classe politica, nuova o vecchia che sia, insomma, e anche il Paese ci fa bene. Intanto sta cercando di dare anche un messaggio di speranza, cosa che non eravamo più abituati, ma non solo a messaggi di speranza, non eravamo più abituati come classe politica a parlare con i cittadini e questo è un messaggio chiaro che si sta cercando di fare. Dall'altra non è semplice perché ci sono molti meccanismi, in primis quello di un rapporto vero e concreto all'interno dell'Unione Europea che deve mutare. Insomma, io ho affrontato anche le elezioni europee, quindi ho percepito con mano quelle che sono le esigenze vere, deve mutare, ci sono dei parametri che noi stessi abbiamo accettato di rispettare, dall'altra parte ce ne sono altri che dobbiamo assolutamente scardinare perché non sono più logici, quindi il patto di rispettare il 3% del patto di stabilità ci sta bene nella spesa non produttiva ed è giusto ridurre quel tipo di spesa lì, ma non può essere messo come veto nella spesa sugli investimenti perché sennò il Paese non riparte più.
Senta, un'ultima cosa perché abbiamo esaurito il tempo a disposizione. Lei prima parlava di rosa di candidati per la Regione Veneto. Il suo nome potrebbe comparire? Oppure sta bene a fare il sindaco e a lavorare nella direzione nazionale del partito? No, il mio nome non è né nella rosa dei candidati del PD Veneto né nel roseto dell'Aventino a Roma. Quindi roseto ci sono le spine. Nemmeno là. No, io ho avuto la fortuna da sindaco di un comune importante della provincia di Verona, ma non sicuramente un mostro sacro della politica, di avere l'opportunità dopo 2 anni di fare una bellissima partita alle europee. Mi ha dato una soddisfazione enorme, lo devo dire, adesso altrimenti non ci sarebbe coerenza con quello che ho predicato fino adesso rispetto poi a quello che faccio. Quindi fare le domande. Ci mancherebbe, io vado avanti a fare il sindaco, finirò il mio mandato e poi non lo so, poi vedremo, insomma. Bene, io ringrazio Federico Vantini, direzione nazionale del Partito Democratico. Subito dopo la pubblicità lascio la linea ad Alessandra Mercanzini per un altro ospite, ma continueremo a parlare di politica. Grazie.